Allora, rieccoci all'appuntamento del martedì sera, il sindaco risponde, sono le 20:58 minuti, in rigorosa diretta, potete ovviamente fare le vostre domande chiamando lo 049 80 77753 oppure i messaggi al 345 33 411 71. Prima ci sono già moltissime domande, vice sindaco, volevo chiederle, così è tanto che non parliamo di Piazzale Boschetti, della situazione. Io passo sempre, continuamente, era un anno fa così, rimane così? Stanno lavorando a rilento, per noi è indispensabile che parta ora il cantiere privato, quello delle due palazzine. Delle due palazzine, che ancora non ha avuto la concessione a costruire. Stanno i proprietari accordandosi con la nostra... Da costruire oppure da... Scusa, no, ho detto... insomma, l'autorizzazione a iniziare i lavori, non mi viene la definizione tecnica, comunque l'autorizzazione dagli uffici ad avere i lavori, stanno concordando le migliori condizioni per le parti, insomma i privati con i nostri uffici, perché abbiamo adesso molte lavorazioni che dipendono da come loro procederanno riguardo sia la parte superficiale ma anche la parte sottostante. Il cantiere superficiale di nostra competenza è andato e sta andando a rilento per le enormi spese che abbiamo avuto di bonifica, che hanno condizionato, diciamo, l'andamento dei cantieri e che hanno implicato il fatto che l'amministrazione ha dovuto mettere altre risorse che abbiamo. Perfetto. Dovuto messaggi, bloccare. andiamo Dennis con la seconda serie di messaggi, con il primo. SS 308, buche ma limite velocità 90 km/h, forse meglio portarlo a 70, Stefano. Ma odio dire non è di mia competenza, perché sembra quasi che uno voglia fare lo scaricabarile, però la 308 è una strada regionale in gestione a Veneto Strade. Il tema della manutenzione di tutto quell'asse, più avanti invece di proprietà comunale, insomma è un tema importante. Che non riguarda il comune di Padova. C'è stato anche un incidente di recente, insomma è importante che le strade siano in buon ordine. E quella proprio non lo è. Quella proprio non lo è, ma abbiamo anche un problema di capienza, cioè, non è responsabilità del comune di Padova. Un flash solamente. Il tema dell'ospedale sta richiamando anche al fatto che la 308 così com'è non basta e va allargata. Ma il tema dell'ospedale poi ne parleremo, perché chiama molte cose quando sarà pronta la viabilità e tant'altro. Andiamo con il secondo messaggio, Dennis. Vorrei sapere cosa intende fare il comune del primo grattacielo di Padova che si trova davanti alla stazione. Si tratta di una costruzione di colore azzurro mal tenuta, davvero brutta da vedere esteticamente e oggetto di un utilizzo un po' discutibile dati gli ultimi accadimenti. È un edificio di proprietà privata, quindi il comune non ha programmi e non può determinare utilizzi di quella zona. Quello che stiamo facendo è prenderci cura dell'area circostante, dell'area della stazione. Grandi passi sono stati fatti nella parte verso il centro, Viale Codalunga risistemata, Piazza De Gasperi, tutte le sue articolazioni, Giardini dell'Arena, ora Piazza Mazzini stiamo lavorando, il Boschetti con le difficoltà che si dicevano prima e il PP1 con il tentativo di sbloccare delle aree che anche lì sono di proprietà privata. Ne parlavamo l'altra volta, sembra sempre che il comune possa tutto e giustamente i cittadini chiedono al comune. Noi nelle aree private riusciamo a intervenire quando anche il proprietario è disponibile a venirci incontro, come per esempio si diceva prima sulla Britto, cercando di dare gli strumenti urbanistici perché un intervento di miglioria possa essere realizzato. E questo è un tema, insomma, su quel grattacielo purtroppo non vedo programmi, quindi noi non possiamo fare altro che occuparci dell'area pubblica
e cercare di... Però indubbiamente anche della sicurezza all'interno, perché credo la domanda più importante che fa il telespettatore in quel messaggio scrive succede qualcosa di strano, lì abbiamo già visto intervenire molte volte la polizia e quindi anche lì un controllo maggiore magari. Sì, io ho parlato di come ci stiamo occupando del tema di miglioramento dello spazio pubblico con le riqualificazioni intorno. Il tema della sicurezza è un altro, lì lo affrontiamo con le forze dell'ordine. Il prefetto è stato molto chiaro, il comune faccia il comune, alla sicurezza ci pensa lo Stato, però stiamo collaborando bene insieme e di recente abbiamo ha aperto la Polizia di Stato, ma l'ha aperta sui locali del comune che noi abbiamo messo a disposizione, una stazione di Polizia di Stato in piazza Gasparotto. Siamo proprio in quella zona lì. L'obiettivo insieme alla questura e con il prefetto è quello di avere lì una postazione che possa meglio presidiare l'area della stazione. Certo, andiamo a un altro messaggio, non ricordo più il numero, però andiamo a leggerlo. Stadio Euganeo, quando riprenderanno i lavori e verrà ultimata la curva? Manuel, questo è il terzo messaggio. La Fatalità ne avevamo parlato durante la pubblicità. Questo messaggio l'hai scritto tu? No, sto scherzando. Però, grazie. Vede, l'empatia. ma perché giustamente la città se lo sta chiedendo. Vede, sono molto dispiaciuto di quanto accaduto in un'opera pubblica, insomma, molto, molto importante, che ha toccato anche tasti, devo dire, molto, molto sensibili. E anche per altre vicende. L'autorità giudiziaria lì ha disposto il dissequestro e questa è una notizia, come dire, importante, quindi questo significa che abbiamo fatto un passo in avanti. Ora quindi vanno fatte delle verifiche tecniche, perché noi dobbiamo affidare il lavoro ad un altro soggetto, non possiamo più affidarlo a quello che lo stava seguendo prima, e quindi nella pubblica amministrazione questo avviene attraverso un bando. Per fare il bando noi dobbiamo verificare lo stato di sussistenza, ovvero serve una fotografia dello stato attuale di come il cantiere è stato fermato per poi essere ripreso, perché questo va messo nel bando, cioè per dire alle ditte che vogliono concorrere per venire a finire il lavoro, la situazione, lo stato di fatto è questo, va detto in modo, come dire, tecnico, e quindi ora siamo nella fase quindi di preparazione del nuovo bando. Deris, credo sia l'ultimo di questa serie, o sbaglio? Sì, c'è un ultimo messaggio che è questo qui. Novità Leroy Merlin ex Foro Boari in Corso Australia? La novità è che abbiamo consegnato alcune settimane fa l'area alle Leroy Merlin e quindi oggi l'edificio, che resta sempre di proprietà del comune, è in gestione alla società, che ora con i suoi tempi immagino vorranno correre il più possibile per poter aprire il punto vendita e quindi ottimizzare l'investimento fatto. Ora si appresterà a fare i lavori di riqualificazione e di ristrutturazione, quindi un passaggio è stato fatto, ora l'area non è più a disposizione nostra. Il tram è stato presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il SIR 2, quello che farebbe la tratta Rubano-Vigonza, che è una bella, completerebbe davvero un panorama sotto questo aspetto davvero straordinario, sotto l'aspetto del tram con 4 casse, perché quello moderno ha 4 casse sarebbero 4, io le chiamo casse, ma si chiamano casse poi tra l'altro no? Sì, casse. Perché poi qualcuno dice ma cosa sono le casse? No, sono i vagoni. È un tram dove si ascolta la musica. Sì, invece di chiamarsi vagoni come nel treno si chiamano casse. Ecco, c'è anche questo progetto, e com'è la situazione su questo progetto Rubano-Vigonza? Qui siamo ancora alle fasi appunto di progettazione, come diceva lei, e quindi qui ci vorrà ancora qualche anno per entrare nella fase concreta, mentre si avvicina la partenza dei lavori che io prevedo tra la primavera inoltrata e l'estate che arrivano, quindi insomma tra un po' vedremo anche iniziare i lavori sulla linea del SIR 3. Un commento: nonostante le difficoltà economiche, questa città
è piena di impegni, di fazzoletti, di nodi che si fanno, di trasformazioni che sono in corso. Non vorrei che venisse un groviglio. Poi. Qua sta venendo un groviglio, infatti bisogna stare attenti a tenere tutto in ordine, però se giriamo, nonostante il periodo di difficoltà, la città è un cantiere, una cosa dietro l'altra, dalla cosa più piccola al marciapiede che viene sistemato, l'attraversamento pedonale, la rotatoria, la ciclabile, alle grandi opere, insomma, certo. E tra poco parte anche il bando sulla questura. Fra poco nel quello lì in via Anelli. C'è una telefonata, sentiamo che abbiamo linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, parla Dario Roberto qui dalla Stanga. Prego signor Roberto. Ecco, il vice sindaco ha appena nominata il discorso della questura. Io volevo chiedere se ci sono novità per questa zona martoriata di Padova qui della Stanga. Ci sono novità per la questura qui in via Anelli? Sì, le rispondo volentieri. Buonasera Dario. Dario Roberto, non so quale sia il nome, sì. Qual è il cognome. Dario il cognome, Roberto. Ecco, gliel'avranno chiesto sempre tutti. Allora, la situazione è questa. Intanto, insomma, abbiamo seguito negli anni scorsi la demolizione del complesso Serenissima, sembrava impossibile. Ora l'area che è dello Stato, lo Stato ci ha dato a noi il compito di realizzare il progetto, cioè saremo noi la stazione appaltante. Abbiamo preparato il bando di gara, ora la discussione col Ministero è questa: siccome c'è il tanto nominato in questa trasmissione, questa puntata, aumento dei costi, la questura che era stata preventivata per 50 milioni, con l'aumento dei costi verrà a costare intorno ai 60. C'è l'accordo col Ministero di finanziare, così come ha fatto con altre opere, l'aumento dei costi, e quindi in questa fase, con il bando di gara praticamente quasi pronto, stiamo ultimando, diciamo, questa ultima corrispondenza con il Ministero per il via libera sull'aumento dei costi. Noi entro il 20 di questo mese dobbiamo scrivere per fare un quadro complessivo, e poi nei giorni successivi il Ministero ci darà, come dire, l'ok definitivo. Con quello pubblichiamo il bando di progettazione. Cosa significa? Che partirà la fase in cui andremo a individuare il progettista, lo studio che realizzerà il progetto della questura di Padova. Ci vorrà qualche anno prima di poterla vedere in funzione, ma insomma questa è la fase in cui stiamo recuperando le ultime risorse che servono, insomma, dallo Stato per sopperire all'aumento dei costi, e poi avvieremo la progettazione. A posto Roberto, altre domande? Sì, un'altra domanda, ne approfitto. Ecco, volevo chiedere appunto, sempre in questa zona qua, a mio avviso c'è un grosso problema, che è il problema del cosiddetto nomadismo dei rifiuti. Noi ci troviamo vicino ai cassonetti che verso sera padroncini e cittadini maleducati si fermano e scaricano di tutto e di più. Siccome di telecamere qui in questa zona mi sembra che ne siano parecchie, possiamo metterle in uso, osservarle e trovare un modo per porre fine a questo scempio che sta succedendo qui. Grazie Roberto, le risponde il vice sindaco, grazie alla telefonata, continui a seguirci, prego. Grazie Roberto, è un malcostume odioso, sono d'accordo con Roberto. Noi abbiamo organizzato dei sistemi di telecamera mobile dove abbiamo questi problemi e si va a posizionare, insomma, questi sistemi, andiamo anche a sanzionare, perché alle volte poi sono sempre gli stessi, no? Che si sono magari abituati, un giro di persone che si sono abituati lì a lasciare, come dire, i rifiuti. Mi segnali magari in modo puntuale quali sono i punti in cui questo fenomeno avviene? Lo faccia a me sul mail vicesindaco@comune.padova.it, su Padovanet, il sito del comune, trova tutti i riferimenti, oppure meglio ancora
può farlo al mio collega che si occupa d'ambiente, l'assessore Andrea Ragona. Senta, le faccio una domanda che naturalmente non riguarda solamente il comune, però la chiedo: come sono messi i canali qui a Padova? Il Bacchiglione, il Brenta, la competenza so che non è del tutto vostra sulla pulizia, per esempio nelle chiuse di Volta Barozzo, che lì ovviamente si raccolgono tanti immondizi, ovviamente il Bacchiglione trasporta fino lì tanti legnami e tante altre cose. Com'è la situazione dei canali qui a Padova? Ora la situazione che mette più in apprensione è il tema siccità, e quindi questo anche influisce poi sul flusso, come dire, di acqua e quindi dei detriti o i rifiuti che vengono portati. La competenza è del Genio Civile. La competenza del Genio Civile anche se poi il Genio Civile, come dire, sovrintende sulle portate d'acqua e la gestione dei quantitativi da un territorio all'altro. Noi aiutiamo il Genio Civile alla gestione. La questione anche argini, pulizia. la questione alberi sugli argini, quella è di competenza sempre del Genio Civile o è anche vostra? Sì, sugli alberi in modo particolare, perché gli alberi riguardano proprio la gestione in sicurezza dell'argine, che deve essere, come dire, pulito. Le alberature possono stare sulla parte, come dire, sommitale e anche ben regolati, gestiti e di specie, come dire, decise insieme al Genio Civile. Noi abbiamo l'abitudine di vivere gli argini come luoghi di spensieratezza, di svago, di natura, e andiamo a fare le passeggiate. Lo scaricatore, io lo definisco sempre il secondo Liston di Padova, c'è tutta la città che a tutte le ore, tutti i giorni dell'anno è lì a passeggiare, ma non dobbiamo mai dimenticare che sono delle infrastrutture di sicurezza idraulica, cioè dei canali. Il canale scaricatore è un canale artificiale costruito dai padovani 150 anni fa, che in caso di piena servono a difendere la nostra città, e quindi vanno tenuti in efficienza. Senta, così gliela chiedo, la Piani? La Piani stiamo... Perché si è tolto gli occhiali con questa cattiveria, uso un termine simpatico. Sì, con nervosismo, no? Perché con nervosismo. Non si aspettavo questa domanda, magari, no? Perché intanto me l'infila ma così. La farò sempre, la farò spesso, perché è stato il sindaco a ricordarmela, no? La ricorderò sempre. Sì. Io le dicevo che entro primavera partiremo con i lavori. Io ho urgenza di... Primavera vorrebbe dire tra poco, insomma. Sì. Io ho anche urgenza, però le ho detto che sto studiando un sistema per... Mi preoccupa questa cosa. No, ma ci sono quasi, ci sono arrivato, perché mi piacerebbe tanto che la Licorno fosse stabilito. Ah, ok, va bene. Faremo così. Il progetto è fatto, tutto a posto, vedremo i lavori. C'è una telefonata, sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo? Salvato Roberto. Da dove chiama Roberto? Ok, da Padova. Sì, che zona? E via Chiesa Nuova. Prego, signor Roberto. Allora, io volevo solo fare una domanda. Ok, allora, il tram passa per Padova, ok, per via Chiesa Nuova. Si è venuto a vedere realmente com'è via Chiesa Nuova? Cioè, in che senso, che domanda? Cioè, cosa vorrebbe dire? Che è piccola, Ma che penso larga? di aver capito, sì, c'è Sì. preoccupazione su come un'infrastruttura come quella del tram possa stare in una strada che oggi è già molto, come dire, trafficata, che è La Guizza, che è via Chiesa Nuova. La fase di progettazione di cui si parlava prima serve proprio a calare tecnicamente, progettualmente, ingegneristicamente il progetto proprio nella realtà esistente. Noi abbiamo un fronte che è abbastanza largo, e il tram, così come è successo per esempio sull'asse nord-sud, servirà anche a diminuire il flusso di auto così come lo conosciamo oggi. Ci pensavo l'altro giorno che andando in macchina in via Tiziana Aspetti,
E siccome io poi abitavo a Mortise, la facevo moltissimo e se noi pensiamo a una volta, via Tiziano Aspetti era una strada trafficatissima, intasata, era un asse, come dire, importante. Oggi non ci sono molte auto, il tram ha contribuito a... E quindi ci sarà, Roberto, mi sembra di capire le difficoltà iniziali, una volta poi costruito il tram dovrebbe essere tutto più semplice come lo è all'Arcelle, insomma, mi sembra di capire, giusto? È l'ambiente del tram quello delle strade, come dire, di questo tipo? No, mi scusi, allora certo, io certo. volevo dire una cosa, allora, chi passa per via Chiesa Nuova, Roberto, sei più si rapido? viene a fare il tram, ci sarà un traffico enorme, questo si è valutato? Certo, saluto Roberto perché poi la pubblicità. Grazie Roberto, il problema l'ha posto, se è sintetico. Certo, ma Roberto va rassicurato, perché è importante dare le rassicurazioni in questo senso. Il tram ci sta e sarà un efficace, uno straordinario contributo nel ridurre i flussi di traffico attuali. Pubblicità, rimanete con noi, l'ultimo break tra poco.